La solidarietà dai supermercati Ali e dai suoi clienti continua, donati altri 100.000 euro alla Croce Rossa italiana per aiutare la popolazione ucraina, che si vanno a sommare agli altri 100.000 euro consegnati a Padova il 10 marzo scorso, 200.000 euro raggiunti in appena 20 giorni e consegnati con un assegno ai 27 rappresentanti locali della Croce Rossa operativi in Veneto. Chi non ha donato è ancora in tempo a farlo. La raccolta fondi, la ripeto per chi avesse ancora possibilità e voglia di partecipare, consiste in una donazione di 100 punti di carta fedeltà che equivalgono a €1, che lì raddoppia portando a €2. Il denaro raccolto nei 116 punti vendita servirà alla Croce Rossa italiana per l'assistenza sanitaria, per l'acquisto di farmaci e di prodotti di prima necessità. Noi stiamo creando delle colonne mobili che vanno in continuazione verso l'Ucraina o Romania o Polonia, paesi limitrofi dove abbiamo dei centri di accoglienza. Oltre a portare farmaci e quanto viene richiesto in maniera urgente, poi recuperiamo sicuramente più persone possibili da portarle fuori da quello che è il campo di guerra. La Croce Rossa italiana, da quando è iniziato il conflitto un mese fa, è riuscita a portare assistenza sanitaria e sociale sia nelle aree di confine nell'ovest del paese, aiutando le centinaia di migliaia di persone in fuga, sia nelle aree del paese attualmente sotto attacco militare. Grazie a queste e a tante altre donazioni, gli aiuti potranno continuare. A livello internazionale, appunto l'Italia ancora una volta ha dato prova della sensibilità e della vicinanza, purtroppo anche in situazioni così brutte come la guerra.